all'ASA che prevenne un agguato proprio nei confronti del Dalai Lama. Da quel momento in poi è finita l'indipendenza e l'autonomia del Tibet, e da tutti questi decenni c'è una battaglia che continua e che continua nonostante negli ultimi anni ci sia stata una recrudescenza nella violenza, nelle repressioni, nel lavoro forzato, che tanti realtà e tanti organismi internazionali hanno denunciato, e da qui rivolgiamo proprio in questa occasione, ed è secondo me molto significativo che comunque il Parlamento italiano, con tutte le restrizioni che la pandemia ci impone, ricordi questa giornata, ricordi questo appuntamento triste ma anche significativo di una battaglia che continua nel nome di un leader globale come oggi il Dalai Lama, con anche una grande capacità ancora oggi di unire, di trascinare in tante battaglie comuni. Fa piacere ricordare che, un po' come è successo nel nostro paese con il presidente Mattarella, che proprio poche ore fa si è sottoposto alla vaccinazione, pochi giorni fa allo stesso modo il Dalai Lama, anche nonostante le autorità indiane avessero dato a lui l'opportunità di una vaccinazione diciamo a domicilio, ha voluto invece fare un gesto simbolico, vaccinarsi, tra l'altro il vaccino AstraZeneca, in mezzo agli altri cittadini, mandando un messaggio potentissimo, io credo ancora una volta, della sua leadership. Ha avuto un grande eco, un grande impatto la sua vaccinazione. Crediamo e siamo qui perché la cosa che ci unisce, credo di poter in questo essere portavoce dei miei colleghi, i valori e le libertà sancite innanzitutto dalla Costituzione italiana, e l'Italia, come sa bene Mr. Sanghai, che l'ha visitata tante volte, offre dei modelli di autonomia territoriale importanti, significativi, dei modelli che si possono seguire. Il dottor Sanghai è l'estensore e il principale sponsor del Third Way Approach, cioè di una via di mezzo, di una possibile soluzione della vicenda tibetana. Però l'Italia è anche la prova che non occorre andare lontani per difendere l'affermazione dei diritti fondamentali, e insieme per immaginare modelli istituzionali che fanno parte del nostro ordinamento giurisdizionale, insieme alla Carta di Nizza, ai trattati europei, e che rappresentano uno standard di riferimento. Vai, Claudio. Onorevoli Nobili, report the fact that today is the 10th of March, is a crucial day for the Tibetan people, is the day when the Tibet lost its independence, definitely, after 9 years of occupation by the Chinese troops. But the struggle continued after 62 years, and although the China is worsening its behavior against the minority, not only Tibetans, but also Uyghurs and Mongolian, etc. And this policy by Beijing has been denounced by many international organizations, and under the His Holiness the Dalai Lama, Onorevole Nobili, underlined that a few days ago got his vaccine, AstraZeneca vaccine, in India, and he went to the hospital. Although the Indian authorities guarantee to make the vaccine in his residence, but he wanted to go to the common hospital in Dharamsala. And Honorable Nobili spoke about also the value of freedom that are essential in our constitution in Italy. And our constitution guarantee also models of autonomy, like Trentino Alto Adige, and also the fact that even if in a guarantee of freedom in our constitution, we can guarantee the right of autonomy to some minorities. And at the end, Honorable Nobili spoke about the middle way approach. That is the main direction that the Central Tibet Administration and Dr. Lobsang Sanghai is proposing as a solution of the Tibetan issue.
Concludo dicendo che è evidente che c'è un filo che unisce quello che è accaduto per tanti decenni al Tibet con quello che sta accadendo in tante altre regioni, penso ad Hong Kong, penso allo Xinjiang, penso a tante situazioni, penso che siamo al 26esimo anno, entriamo nel 26esimo anno in cui il rapimento del Panchen Lama, senza che su questo ci sia stata mai una risposta seria e importante da parte del governo di Pechino, perché siamo di fronte a rapporti che continuano a testimoniare l'ultimi, quelli di Freedom House, come quelli di Reporters Sans Frontières, che testimoniano come il Tibet sia ormai agli ultimi posti anche per quello che riguarda la libertà sulla rete, la libertà sui social, e non è un caso che questo accada nei confronti del governo di Pechino. E però siamo qui anche per dire che l'Italia dovrà fare e l'Europa dovranno fare con grande forza la propria parte, e su questo lavoreremo e cercheremo di lavorare con i colleghi anche dentro il Parlamento italiano. Ci sono degli appuntamenti e delle condizioni, a mio modo di vedere, imperdibili. L'Italia guida il G20 e lo guiderà nei prossimi mesi, e questo è un'occasione sicuramente per portare la voce del popolo tibetano in esilio con grande forza. Allo stesso tempo delle condizioni geopolitiche che stanno mutando in una condizione che potrebbe avvantaggiare questa battaglia. Basti pensare al mutato atteggiamento degli Stati Uniti, prima nella fine dell'amministrazione Trump con la risoluzione che il Parlamento ha votato, e poi con la volontà dell'amministrazione Biden ribadita con grande forza di andare avanti su quella linea, e con la scelta del sottosegretario di Stato americano Blinken di dire che si procederà rapidamente con la nomina del coordinatore speciale degli Stati Uniti per le questioni tibetane. Quindi ci sono ad oggi, dal mio modo di vedere, delle condizioni migliori di quelle che potevamo avere anche solo a inizio legislatura, quando abbiamo messo insieme questo intergruppo per portare avanti questa causa. Ci sono degli appuntamenti italiani, europei fondamentali. Io credo che se ci lavoriamo insieme con umiltà ma con determinazione potremo portare avanti un grande risultato, e mi fermo qui. Okay. Finally, Honorable Nobili reminded the matters of Hong Kong, of Taiwan, of Xinjiang, and also the fact that we are in the 26 years after the disappearing of the young Panchen Lama, and in 26 years we didn't got any answer from the Beijing government. And moreover, he said about the reports of Freedom House, and about the fact that the Tibet is in the last position for the human rights. And in this period, Italy and Europe must do absolutely the role to afford this situation, this matter. Italy is guiding the G20, and also the geopolitical situation seems to be favorable in this period. We think about the fact that the new USA administration have confirmed the Tibet Act that was approved by Donald Trump in November, and also the fact that the USA are nominating a new special coordinator for Tibet. So we hope that this better condition can give us a good result for our commitment on Tibet, and we are likely to afford this crucial meeting, these crucial events in the next period. Sì, grazie mille al dottor Cardelli. Io a questo punto mi auguro che ci sarà la possibilità di ascoltare tutti i parlamentari presenti, dandoci come limite le 16:30 che è l'orario in cui, o giù di lì, insomma, l'orario in cui dovremo procedere poi a una votazione in aula. Però prendiamoci tutto il tempo che abbiamo, perché è una discussione importante. Ringrazio e saluto, me ne ero dimenticato prima, anche l'onorevole Giglio Vigna, sempre del gruppo della Lega, che è un altro dei recenti aderenti ai nostri lavori, e saluto anche Laura Hart, che segue i lavori del gruppo interparlamentare sulla Cina, e che quindi sa bene quali sono le questioni di cui stiamo parlando. E a questo punto io darei, segnalando, me ne ho dimenticato, tra gli appuntamenti fondamentali
nei quali portare avanti la causa. C'è anche l'appuntamento, non dobbiamo dimenticare, delle Olimpiadi di Tokyo, perché sappiamo come gli appuntamenti sportivi dal punto di vista anche della diplomazia culturale, sportiva e politica hanno un peso, e anche quella potrà essere un'occasione. Però, bando alle ciance, ne ho dette troppe, e la parola adesso, con grandissimo affetto e con grande gratitudine per essere con noi, all'onorevole Sanghai, presidente dell'amministrazione centrale tibetana. Sì, ending his speech, Onorevole Nobili asked to Dr. Logsan Sangay to say something to us. Thank you very much. Dr. Sangay, the floor is yours. Yeah. I cannot hear. Hello. Dr. Sangay. Can you hear now? Can you hear now? Yes. No, c'è qualcosa che non va. Okay, can you hear now? It's not clear. Io? No, il mio è spento. 나도 당연히 또 샤워하니. No, non è mio. I'll do it from my phone. Can do the search camera. I will be requesting the camera station. Dr. Sangay, can you please connect one more time, because we hear very I badly. will be. The voice is very, very bad. Nel frattempo che recuperiamo il collegamento col dottor Sanghai, io ascolterei il saluto del rappresentante di Sua Santità Dalai Lama e dell'amministrazione centrale tibetana per l'Europa centrale, Chime Rigzen. Chimila, can you talk, please? Am I audible? Hello. Yes, we hear you very well. Thank you. Honorable President of Central Tibetan Administration, Dr. Lobsang Sangay, President of the Italian Intergroup of Parliamentarians for Tibet, Honorable Luciano Nobili, Honorable Member of Italian Parliament, ladies and gentlemen, I express our deep appreciation to the Italian Intergroup Parliamentarian for Tibet for this important initiative to commemorate the 62nd anniversary of Tibetan National Uprising Day within the early hall of the Italian Parliament. 62 years ago, the 10th March 1959, hundreds and thousands of Tibetans sacrificed their lives fighting to protect their country against military invasion by China. Since Tibet came under the illegal occupation of China, the people of Tibet have undergone innumerable sufferings despite under constant fear and threats. Tibetans in Tibet continue to bravely preserve and control our land, language, religion,
culture, and identity. The Central Tibetan Administration, established under the visionary leadership of His Holiness the Dalai Lama, has been consistently working toward the peaceful resolution of Tibet and welfare of Tibetans in exile. Today, over 1,000 municipalities and towns in Switzerland, Germany, Czech Republic, Italy, and Austria have raised Tibetan national flags in support of Tibet. In an unprecedented historic gesture, the President of Czech Senate raised the Tibetan national flag on the Senate building this morning. The world is realizing that threat that China has become, not just to the people under its regime, but also to the international peace and security. I would like to once again thank the Italian Interparliament Group for Tibet and the Honorable Parliamentarian of Italy for organizing and participating this event, commemorating millions of Tibetans who have lost their lives due to illegal occupation of Tibet by China. I would also like to thank all the friends and supporters for the unwavering support to the Tibetan movement for justice and equality. We have come a long way, and together we shall forge ahead until reach our goal. Thank you. Hello, can you hear me now? Honorable Benelli. Riassumo velocemente, molto sinteticamente, il discorso del rappresentante del governo tibetano in esilio a Ginevra, il signor Chimerigzen, che ha espresso grande apprezzamento per il lavoro che l'intergruppo sta portando avanti per sostenere la questione tibetana, la causa del Tibet, e per aver voluto onorare questo anniversario del 10 marzo 1959, 62 anni fa, quando tantissimi tibetani, migliaia di tibetani furono uccisi sotto le pallottole dell'esercito cinese. Questo evento ha segnato, come è stato detto anche prima, la fine della indipendenza del Tibet e l'inizio di un periodo veramente allucinante che poi fu quello della rivoluzione culturale. Ringrazia il signor Rigzen anche tutte le associazioni, i gruppi di supporto che hanno in questi anni lavorato per sostenere la questione tibetana, e ha ricordato anche come c'è stato un grande successo da parte appunto di parlamentari e di gruppi interparlamentari. Questa mattina è stata esposta, se ho capito bene, però correggetemi, la bandiera del Tibet sul Palazzo del Senato della Repubblica Ceca. Mi sembra di avere capito questo. Laura, aiutami, non avevi seguito. E comunque, insomma, ha sottolineato appunto questo impegno a livello, diciamo, internazionale di tantissimi gruppi interparlamentari che si sono uniti per, in maniera trasversale, come diceva l'onorevole Nobili, per sostenere la questione tibetana. Quindi ringrazio moltissimo per questo impegno e basta, è assolutato. Ora prego Mr. Sanghai, you're welcome. I would like to thank Honorable Nobili, my friend with whom I've met a few times, and under your leadership, the Italian Parliamentary Support Group is doing very well. The fact that today we have this event live from the Parliament of Italy is historic. Under your leadership, and also, Matthew Benke, your efforts have resulted in this, historic event. And I've had the pleasure of, traveling to several places in Italy in 2019
and have had the privilege to meet with so many of you. So you are keeping the flag of Tibet, up and high in the sky. You are sending a message to Tibetans inside Tibet that we are there for you for the and justice of Tibetan people. And Italy also has a distinction of hoisting Tibetan national flag permanently at Tarantino and Tibet Support Group locally have done a good job. And also, your organization is one of the largest in Europe in the parliament. So I appreciate all your efforts and support THERSPA. And today we mark the 62nd anniversary of National Uprising Day, because today was the day, 62 years ago, His Holiness the Dalai Lama was invited to attend a theatrical show at the Chinese military camp, and thousands of Tibetans gathered around the Nobulinga Palace, suspecting that something was fishy, and they urged His Holiness Dalai Lama not to go to the Chinese military camp. And 7 days later, from the nearby Chinese military camp, they bombed the place. And the very night, His Holiness had to flee to India. And that's how we lost our country. And for 62 years, more than 1 million Tibetans have perished, have died under various circumstances, and our natural resources are plundered, and our forests were cut. 98% of monasteries and nunneries were destroyed. 99% of monks and nuns were disrobed. And so the tragedy of Tibet continues even today. So your support means a lot to the Tibetan people. As you know, 155 Tibetans have committed self-immolation, of which 130 have died. And we just came to know, one person committed self-immolation 5 years ago. We got the information just recently. That means that the Chinese government is hiding the tragic reality inside Tibet. Tenzin Nyima recently was tortured and died in prison. And there were several others who joined him, and they all are in prison. We are very worried what could be happening to him. And there are other activists who participated, who shared information about, local environmental issues, and they are imprisoned. Tasha Wongchu, who spent 5 years in prison simply for advocating bilingual education using Tibetan as the medium of instruction in classroom. So, Italy is well known for respecting minority rights, and South Tyrol is one of the success stories in Italy where bilingual education is allowed. And we have a very good partnership. I know the governor, who I consider as a friend, and I have visited South Tyrol, and with whom we have partnership in scholars exchange as well. But Chinese government, parrots autonomy and minorities, but they do not, absolutely do not respect the rights of Tibetan people. They trample on Tibetan dignity. So all these are taking place. So that's why your support is very important. I'm happy to share with you, as Honorable Nobili said, US passed Tibetan Policy and Support Act, and now it's a law it's a law that the Biden administration and any new administration in the future must support Tibetan cause. When it comes to religious freedom and reincarnation, they made it very clear. The Chinese government and Communist Party cannot interfere. If they do so, there will be sanctions. Environment of Tibet is considered very important, and that the American government will support. And human rights issues, the U.S. consulate should be allowed to be open in Lhasa, the capital city of Tibet. And most importantly, we consider that Tibet is a vital issue for America, and also
Central Tibetan Administration is acknowledged in the bill. My office, the Sikyong office, is also acknowledged in the bill. So this is a landmark bill, and I hope the European countries, particularly our friends in Italy, will go an extra mile and adopt similar bills if possible, or pass a resolution clearly indicating that Italy stands with Tibet. Finally, I just want to say one thing. Tibet has been a victim of Belt and Road Initiative. When Italy, when the Chinese, I'm sorry to say, Tibet has been a victim of Belt and Road Initiative. When Chinese army first came to Tibet, they promised us one road connecting China to Tibet, which will bring prosperity and development for the Tibetan people. But after the road was built, they brought tanks and guns, and they used same tanks, same guns and bullets brought through that road on Tibetan people in 1959. And since then, one road has become hundreds of roads leading to our natural resources. One train is becoming more trains towards various parts of Tibet, exploiting our natural resources. So our experience of Belt and Road Initiative has been, quite disappointing. And I hope, people in Europe will analyze, understand Tibet to better understand China. Finally, I know Europe has passed Magnitsky Law, under which Chinese officials responsible for human rights violation in Tibet could be penalized. And I hope that Magnitsky Act will be debated in the Parliament of Italy on the issue of Tibet. So with that, I don't want to take much time. Once again, I want to thank Honorable Nobili for hosting this event all the way from the Parliament of Italy. And I want to thank the great, loving, supportive people of Italy, many of whom I see on screen, to say thank you very much to be with us. Let's keep marching forward. Today we are hoisting Tibetan flag all over Italy and all over Europe. One day soon we'll hoist the flag on the Potala Palace in the capital city of Tibet with His Holiness Dalai Lama in Tibet, with the Tibetan people. That is our hope, and sooner than later we will realize this dream. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so Thank much. you very much, Mr. Sangai, for your inspiring and concrete words. And after a brief translation about Mr. Cardelli, let me to introduce to you the voices of the members of the group. Ovviamente faccio un riassunto perché tradurre tutto è un po' un problema. Comunque il dottor Sangay è partito dicendo praticamente che noi oggi stiamo tenendo alto la bandiera del Tibet e stiamo mandando un messaggio anche molto importante ai tibetani all'interno del Tibet, perché in qualche modo le notizie possono filtrare e quindi vedere da parte loro che in Europa, in Italia c'è una così importante solidarietà per loro è un segnale molto, molto importante, fondamentale. Poi il dottor Sangay ha raccontato in qualche modo l'episodio cruciale del 10 marzo 1959, quando il Dalai Lama fu invitato dal locale comandante delle forze cinesi a presentarsi ad una rappresentazione teatrale nella quale gli fu imposto di presentarsi appunto senza scorta e senza armi. Questa notizia, che serpeggiò immediatamente fra i tibetani a Lhasa, causò tra appunto i tibetani una grandissima apprensione, perché c'era probabilmente una grande probabilità che il Dalai Lama venisse rapito e portato a Pechino, come era già successo peraltro al Panchen Lama precedentemente. E quindi i tibetani si sono tutti riversati nella
attorno al Norbulink, alla residenza dove il Dalai Lama era in quel momento, per proteggerlo, scatenando così una reazione durissima da parte di Pechino, che ha causato migliaia di morti quello stesso anno e che appunto è culminata con la fuga dello stesso Dalai Lama in India, seguito da decine di migliaia di profughi. Il dottor Sanghi ha poi parlato di casi appunto di contemporanei invece di repressione, perché da allora la situazione del Tibet non è assolutamente in nessun modo cambiata e stiamo assistendo adesso quasi a una recrudescenza delle stimmate della politica della rivoluzione culturale. Parlava del caso di Tashi Wanchu, per esempio, una persona che un intellettuale che faceva studi sulla lingua tibetana, che si è preso 5 anni di galera per aver fatto questa cosa. La Repubblica Popolare Cinese non rispetta assolutamente i diritti del popolo tibetano e anche l'ambiente è sottoposto assolutamente a attentati, devastazioni e saccheggi, e ha ricordato anche come il governo degli Stati Uniti sia particolarmente preoccupato per la questione dell'ambiente tibetano. Infine il dottor Sanghi ha ricordato proprio per noi che abbiamo sottoscritto l'accordo One Belt, One Road, l'accordo di questo, diciamo, grande corridoio, questa rete, diciamo, di comunicazione a cui Pechino tiene tantissimo, e ha ricordato proprio come quando i cinesi arrivarono in Tibet con l'aria di coloro che volevano portare progresso, benessere, la prima cosa che dissero è che avrebbero costruito una strada, che questa strada sarebbe stata un veicolo di civiltà, di infrastrutture, di benefici per il popolo tibetano, quando invece attraverso questa strada arrivarono poi solo i carri armati, i proiettili, le armi, i militari, e l'invasione del Tibet fu portata a compimento. Ecco, e chiede all'Italia, all'Europa di analizzare bene cosa è stato fatto al Tibet per capire bene come si muove la Cina. Altre cose, dunque, sì, ancora ringraziato l'onorevole Nobili, ha parlato come oggi in tutta Europa, in tutto il mondo, la bandiera tibetana, diciamo, gharrisce al vento e ricorda appunto il 10 marzo, e quindi questo è un segnale di grande speranza che anche il Dalai Lama possa un giorno tornare in Tibet. Grazie davvero. I'm very happy that Mr. Sanghai can stay with us a little longer. So now, as I said, the ideas and the voices of the member of the parliament from different political groups, but united about the Tibetan cause. So first of all, onorevole Incerti del Partito Democratico. Sì, grazie. Sarò velocissima per lasciare spazio a tutti gli altri. Naturalmente un ringraziamento per questo importante momento. Saluto il Presidente dell'amministrazione centrale tibetana Sanghai, tutti gli altri rappresentanti del governo tibetano. Saluto Claudio Cardelli, che è il Presidente dell'Associazione Italia Tibet, tutti gli amici dell'associazione. Naturalmente un ringraziamento al Presidente Nobile anche per la sua azione di coinvolgimento dei parlamentari, che ha raggiunto un numero davvero significativo. Oggi è un giorno particolare proprio perché 2 anni fa eravamo con il collega Bianchi ad Dharamsala a portare i saluti a nome dell'intergruppo parlamentare come dimostrazione di vicinanza e di sentita vicinanza al popolo tibetano. Giustamente molte cose sono state dette dal Presidente Nobili. Quello che abbiamo raccolto in quel momento è la grande forza comunque del popolo tibetano, perché nonostante più di 60 anni di esilio e sotto l'occupazione del governo cinese, non hanno mai abbandonato il rispetto per ogni forma di vita e la fede nella verità, come ha ricordato nell'incontro, l'onore che abbiamo avuto anche di incontrare Sua Santità il Dalai Lama.
con un senso di responsabilità individuale straordinaria, perché sono in esilio, sono privati delle più elementari diritti umani, come quello di spostarsi, come quello della libertà religiosa, come ogni forma di dissenso sia continuamente repressa, e non sto qui a ricordare, lo avete ricordato, come in realtà in tutti questi anni c'è stato un accrescimento di queste forme di violenza nei confronti del popolo tibetano. Giustamente il nostro è un impegno che richiamiamo come intergruppo a sostenere questa loro azione in nome appunto della libertà, e con un richiamo a noi come Parlamento, ma anche a tutta l'Europa. Giustamente veniva ricordato come oggi ci sono più possibilità per il cambiamento anche del quadro internazionale. La Cina ha un ruolo sempre più rilevante, quindi una responsabilità ancora più rilevante nel rispetto dei diritti umani, e credo che il nostro continente, l'Europa in particolare, debba continuare in questa sua azione di richiamo al rispetto dei diritti umani prima di tutto, oltre che alle altre libertà che io ricordavo, e a garantire, continuare a garantire il dialogo, come era nella strategia della via di mezzo operata da tanto tempo appunto dagli organismi tibetani. Richiamo un altro aspetto velocemente, come mi piace a volte ricordare, c'è un tema di rispetto dei diritti umani, c'è un tema di libertà religiosa, c'è anche un tema del ruolo che il Tibet ha nell'ambito di un rispetto dell'ambiente. Non voglio qui ricordare, come ha ricordato, l'importanza del terzo polo, no? Di come in realtà questo paese abbia anche una responsabilità ambientale, di come la Cina in questi decenni abbia anche stravolto la cultura materiale e la cultura ambientale, e quindi abbiamo anche questa responsabilità nel sostegno di aiutare i tibetani in questo. Mi fermo qui e vi ringrazio. Ah beh, non so se capisci qualcosa. Grazie, lascio lo spazio agli altri. Honorable Antonella Incerti reminded the fact that 2 years ago she was along with Matteo Bianchi in Dharamsala to celebrate the 10th of March, and she take the chance now to stress the fact that the Tibetans, after 62 years, never abandoned the respect of every form of life, the non-violence, and the fight in the power of the truth, with a great sense of responsibility. She is very interested to the fact that the ambient of Tibet is one of the crucial point of this issue, and also the fact that the Tibet and how the Chinese manage the ambient of Tibet is a great responsibility for the entire world. Lobsang Sangye before told about the roads, the 100 of roads that now are reaching many areas of Tibet where the mining and the resource of the nature are stolen, I can say stolen. Richiamo del rispetto ai diritti umani. Ecco, and ending, Antonella Incerti stressed the fact that only through the dialogue and the middle way is reachable a result for both sides, from Chinese and Tibetans. And we hope finally that one of these days that the Chinese finally will accept this and will start to dialogue with the Tibetan authorities. Thank you. Grazie. Onorevole Matteo Bianchi, Lega. Matteo, parla in inglese. The floor is yours. Che duro vestire. Grazie Presidente Nobili e grazie Presidente Sanghai per il contributo sempre prezioso che dà a noi parlamentari.
rispetto alle riflessioni che ognuno di noi responsabilmente deve fare in questa che è una questione, quella tibetana, anche che tocca il nostro paese, perché laddove viene coinvolta la Repubblica Popolare Cinese, chiaramente di riflesso viene coinvolto tutto il mondo, essendo la Repubblica Popolare Cinese oggi una potenza importante che ambisce a diventare la prima potenza economica mondiale, e in questo senso credo che tutto il mondo occidentale debba tentare di far comprendere alla Repubblica Popolare Cinese che su alcuni contesti, soprattutto il tema legato ai diritti umani, alle tutele delle minoranze, alle tematiche di natura di rispetto dell'ambiente, all'attenzione nei confronti dei diritti dei lavoratori, ci deve essere più attenzione e bisogna seguire quelli che sono degli standard oramai assodati nel mondo occidentale. Ma credo che questa problematica sia dovuta principalmente alla strutturazione che deriva dalla sovrapposizione poi delle istituzioni cinesi al Partito Comunista Cinese, che ovviamente, come sappiamo, non è propriamente liberale nell'approccio, soprattutto con i popoli più deboli. E quindi credo che oggi abbiamo il dovere di riscoprire noi come mondo occidentale lo spirito che negli anni '80, mosso dalla lungimiranza di Giovanni Paolo II, ha combattuto e abbattuto il comunismo in Europa. E quindi il mondo occidentale deve tentare di riscoprire questo spirito affinché sia fatta definitivamente anche il comunismo in tutte quelle spicchi di mondo, e soprattutto laddove appunto viene incarnato da una potenza mondiale come la Cina, crea delle problematiche di libertà individuali e di diritti umani soprattutto. Il Parlamento italiano deve fare la sua parte, e credo che sia arrivato il momento anche che si ragioni, e in questo senso mi metto a disposizione anche dell'intergruppo per magari redigere una bozza da valutare insieme a tutti quanti in maniera bipartisan, sulla falsariga di quella che è stata l'impostazione bipartisan negli Stati Uniti, e soprattutto legata alla necessità di far sì che il popolo tibetano sia libero di poter scegliere, quando succederà, speriamo il più tardi possibile, il successore del Dalai Lama attuale. Quindi questo credo che sia un punto fermo su cui il mondo occidentale deve porre la propria attenzione, e anche noi come parlamentari italiani dobbiamo lavorare, e credo che ci possono essere tutte le condizioni per poterlo fare con voce unanime anche in questo Parlamento. Grazie. Onorevole Matteo Bianchi was along with Antonella Incerti in Dharamsala. You met him in that occasion, started saying that all the world must do understand to the Republic of China that they cannot go on with this behavior regarding three fundamental fields: the human rights, the ambient, and the right of the workers. This seems very difficult because all these policy are dictated by the line of the Communist Party of China, and he said that Europe must discover again the spirit of the 80s, when Johann Paulus II gave a fundamental hand to the alla sconfitta, non mi viene, del Partito Comunista Sovietico. Defeat, ragazzi, non faccio l'interprete di professione. He said also that the Italian Parliament must do his part to collect all the bipartisan way, and principally following the Tibet Act of the USA. From that, they can find all the elements to make come si dice? A statement together, and finally also guarantee that the new incarnation of His Holiness the Dalai Lama, and I say this later as possible, must be decided by the Tibetan people and not by the Chinese government. Onorevole M.
Fai tutto in inglese. Grazie mille a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare il collega Nobili per aver organizzato questa giornata così importante. Personalmente posso non essere che d'accordo anche con l'onorevole Sangai che questo evento sia non solo importante ma storico, un evento che di fatto mette la centralità su quello che è il rapporto tra l'Italia e il Tibet e il popolo tibetano soprattutto, e mette un accento su quanto sia importante questo collegamento, che anche questo è storico. Io personalmente ho avuto la fortuna di avere un legame personale con il Tibet e con quello che lega la sua cultura e tradizione, avendo una sorella che è stata per 12 anni una monaca tibetana nel monastero di Kopan a Boda in Nepal, e quindi la fortuna anche di essere molto spesso a contatto diretto non solo con la cultura ma anche con la storia, con le tradizioni, con quello che sono state poi le conseguenze in questi anni. E credo che oggi, parlando di politica ma anche parlando di tutto quello che lo circonda, questo ente gruppo non è solo un ente gruppo molto numeroso, ma è anche trasversale, quindi la facoltà di poter fare qualcosa in questo Parlamento è molto grande e questo sicuramente ci dà un'opportunità importantissima. Personalmente ho presentato nell'ottobre 2020 un'interrogazione al Ministero degli Affari Esteri sulle violazioni massicce e sulla repressione, non solo contro il popolo tibetano, ma anche contro il popolo degli Uiguri. È una questione che riguarda non soltanto la questione tibetana e degli Uiguri, ma anche del rispetto delle minoranze, che di fatti viene calpestata tutti i giorni. Sono ancora in attesa di risposta, ma questo potrebbe essere un'occasione per sollecitare una risposta e un'azione concreta. Credo anche che questo anniversario oggi possa essere un'occasione di lavorare insieme come ente gruppo. Io personalmente faccio parte della Commissione Affari Esteri, quindi di stendere, di lavorare insieme a un testo che possa essere una risoluzione importante, di riguardare di nuovo avanti e camminare insieme alla comunità tibetana. Credo sia importante di batterci insieme per i loro valori, per la loro ricchezza storica, culturale, ma anche culinaria che ci unisce insieme, e credo soprattutto che sia una comunità che ha tanto da raccontare, come ce l'ha l'Italia, così ce l'ha il Tibet, e questo ci unisce molto. Quindi ringrazio ancora sia il collega Nobili, i nostri colleghi tutti qua, perché è un percorso che stiamo facendo insieme, e ovviamente tutta la comunità e tutti i presenti che possono ovviamente dare un contributo importante. Faccio la parte inglese strinta. I just want to thank everyone for being here today. I think it's an historic day, and I thank also, of course, Honorable Sangay for his intervention and also for having seen that this event is not only important but historic one. So absolutely agreeing with that. I have a personal touch with the Italian-Tibetan relation, having had a sister which has been a Tibetan nun for 12 years, and this has made me being absolutely nearby to the culture and also to the tradition of Tibet itself. Personally, I think that politically we can do a lot, and I do think that also this intergroup, which is transversal, can make much steps forward. I have presented in October 2020 an interrogation regarding the massive violation and the repression against the Tibetan population. And I do think that there is space, especially today, to have a new text, to work together, to make a resolution and to step next to our Tibetan friends, to have stronger relationships. We have always had strong relationships between Italy and Tibet, and this is a very good and very important moment in which we can strengthen it up a bit more. And I do think that today this can be a very important day to bring these steps forward. So thank you very much for everyone being here. Thanks again to colleague Nobili for having organized, and of course to Lobsang Sangay for his intervention. Thank you very much. Grazie a te, grazie davvero. L'onorevole Mollicone, Fratelli d'Italia.
Buongiorno, innanzitutto ringrazio l'onorevole Nobili e l'intergruppo Italia-Tibet a cui oggi aderisco formalmente dopo aver aderito da tempo a quello col collega Bianchi Italia-Cina, che ovviamente tratta il problema dei diritti umani rispetto alla gestione che ne fa la Cina con, sia nello Xinjiang che l'Uguristan che a Hong Kong. E la battaglia per il Tibet è una battaglia che unisce trasversalmente, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, e sono onorato di aver assistito alla cittadinanza onoraria della capitale d'Italia di Roma per il Dalai Lama nel 2009, di aver contribuito a questo evento, e credo che sia l'amicizia, l'amore per la libertà e per la cultura dei tibetani, per la loro identità, sia veramente un fattore unificante di tutto il Parlamento italiano. L'appello che faccio è quello di fare una lobby trasversale istituzionale affinché il governo italiano manifesti apertamente, come stanno facendo anche adesso gli Stati Uniti e anche altre nazioni europee, la difesa dell'identità e del diritto all'autodeterminazione del popolo tibetano. Concludo con un auspicio, l'auspicio appunto che la Cina rispetti quelli che sono i valori dei diritti umani. Sappiamo che ci sono bambini tibetani strappati alle famiglie e lasciati ad estranei pur di salvarli. Sappiamo che la lingua e la libertà individuali vengono conculcate e penso che sia giusto battersi per il Tibet libero. Vi ringrazio. Honorable Mollicone said that this morning he joined officially the intergroup. Previously he joined the Italia-China group, that is a group that is working on the matter of the human rights violated in China. So particularly for the area of Xinjiang and also Hong Kong and Taiwan. He said that he was honored to have attended the ceremony of honorary citizenship of His Holiness the Dalai Lama in Rome. And his appeal is to create in Italy a transversal lobby to make a pressure on the Italian government to guarantee to the Tibetans the right of self-determination. China must respect the human rights, it must respect the right of the language, and he said about the fact that many children are separating from the family to have a better education, traditional education. That's all. Welcome in the intergroup, onorevole Mollicone. Bene, credo l'onorevole Giulio Vigna anche voglia intervenire. Sempre gruppo Lega. Sì, grazie Presidente Nobili e grazie al Primo Ministro di essere, anche se virtualmente, qui con noi a Roma in questa importante e significativa giornata. Ma allora, in 2 minuti, il tempo che giustamente ci è stato dato. In questi giorni stavo pensando cosa posso dire durante i miei 2 minuti in questo importante, in questo significativo momento. Il Presidente ci ha parlato di bandiere del Tibet che oggi gariscono al vento in modo forse più importante che nelle altre giornate, giusto perché oggi ricorre
ricorre questo evento, ricorre questa data. Io voglio portare, mi rivolgo direttamente al Presidente, voglio portare l'esempio, voglio portare la voce, voglio portare il fatto che non solo a livello parlamentare, non solo a livello istituzionale, non solo a questi, diciamo, livelli la causa tibetana è apprezzata, condivisa da parte del popolo italiano. Vede Presidente, io provengo da una città di 20.000 abitanti, vicino alle Alpi, nel nord del paese, e da 20 anni a questa parte, e lo dico, mi rivolgo anche agli amici della comunità tibetana di Roma, da 20 anni a questa parte nel Consiglio Comunale della mia città vi è la bandiera del Tibet. Quindi la consapevolezza che in quella parte di mondo, nella vostra parte di mondo, c'è qualche cosa che non va, c'è qualche cosa che stona, c'è una battaglia in corso e una consapevolezza che non è solo a livello istituzionale, ma da molto tempo colpisce nel profondo anche il popolo italiano, tant'è che un piccolo comune a ridosso delle Alpi ha nel suo consiglio comunale, vicino alla bandiera italiana, vicino alla bandiera europea, vicino alla bandiera della mia regione che è il Piemonte, la bandiera tibetana e quindi anche la bandiera della causa tibetana. Questo è al di là dei ragionamenti di geopolitica che si possono fare, che potremmo fare, ma che questi 2 minuti ovviamente non mi concedono, ho preferito, ecco, piuttosto che fare ragionamenti di geopolitica, portare questo piccolo esempio di casa mia, per dirvi che la causa tibetana è nel profondo dell'anima, anche del cuore italiano. Noi, come istituzioni, dobbiamo essere megafoni di questa causa. Grazie al Primo Ministro e grazie al Presidente Nobili. Grazie, grazie davvero. E ora alcuni degli ospiti che ci stanno seguendo da remoto e che è molto interessante ascoltare. Per primo do la parola a Gianni Vernetti, che è stato sottosegretario agli esteri, senatore e oggi scrive di esteri per Repubblica e per Huffington Post, a cui mi lega peraltro un'antica amicizia ed è un po' un passaggio di testimone perché mi portò lui a Dharamsala qualche anno fa e mi avvicinò alla causa tibetana, nella quale già credevo, ma vedendola dal vivo e entrando in contatto con le figure come il dottor Sanghai o Sua Santità il Dalai Lama è diventata sempre più forte. Quindi la parola a Gianni Vernetti. Thank you, Honorable Nobili. Thank you, of course, Honorable Sanghai, I would like just to thank you because you're just concluding your long period, your mandate as Prime Minister of the Central Tibet Administration. And I think one of the extraordinary activities that Tibetan exile were able to achieve was to show how it is possible to build a democracy in exile. So something that always astonished me, the strong effort that the Tibetan exile put into building democratic institutions. That is something that is quite also very important always to highlight. I don't want to say too many things, just I think that recently the new law passed by the American Congress is really something, could be a game changer from my point of view. I know that the Italian Parliament has already voted 7 resolutions in the last 20 years. But I think this US Congress resolution added something more. And I think that I would suggest to the very important Tibet group that with the leadership of Luciano and all the other colleagues that they took the floor today, I think that something similar could be done, I suggest, could be done in the Italian Parliament. Because the Tibetan Policy and Support Act of December 2020
state something new, something very strong, very important, to not interfere in religious freedom, to protect the global values of the Tibetan environment, and to open a consulate, an American consulate in Lhasa, to open direct contact with the local institution. I think is very important. So I would strongly suggest during this important meeting, if the Italian Parliament could, of course, taking inspiration of this resolution to try to promote a new one. Thanks a lot to everyone, and have a nice day. Grazie a Gianni Vernetti, è un suggerimento importante che proveremo a raccogliere. Ora abbiamo Piero Verni, che è peraltro cofondatore, storico membro dell'Associazione Italia Tibet, scrittore, grande esperto del tema. Bonjour, good morning, anzi good afternoon, and for Lobsang Sangye, good evening. And I thanks, of course, all of you to be here, especially to Sikyong and the representative of His Holiness the Dalai Lama in Geneva, and to Mr. Nobili and the Intergroup for Tibet of Italian Parliament. And I would like to thanks also because was a long time that Tibet was not so present within Italian Parliament, you know. I would like to suggest one thing to the intergroup. I think that could be really very important to launch a strong campaign to push China to open or reopen a real dialogue with His Holiness the Dalai Lama on Tibetan issue, not only on the figure of His Holiness the Dalai Lama, but on Tibetan issue. That it is fundamental, because this dialogue we must start with His Holiness the 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso with us now, or in the future. So, and I don't know how could be possible to launch this campaign, but I think that it's very important to do. After that, I think that could be very important to to explain just from now. Then, when will come the day, of course, I hope not in the near future, of His Holiness will pass away, that this choice to choose the new Dalai Lama, it is the choice only of Tibetan people. Chinese have nothing to do with this, neither from a religious point of view, neither from political point of view. So I think that these two campaigns could be very, very necessary. Thank you very much. Grazie mille anche a Piero Grazie Verni. Piero. Grazie davvero. Ugo Papi, giornalista, scrittore, bellissimo il suo libro su Aung San Suu Kyi, e grande esperto di Asia. Non so se posso parlare da qui oppure se è meglio da lì. E Verni hanno parlato in inglese, quindi mi tocca. Dunque, only one thing, two things. The first, I'm a witness of the history of the interparliamentarian groups in the Italian Parliament from now more than maybe 25 years. So, and it's a kind of miracle, the continuity of these intergroups. It's a miracle, taking in consideration the troubles of the Italian politics, and that in 25 years, we pass not only fifth legislature, but double or more, I don't know, I don't remember. But anytime
we restart and you restart to organize an interparliamentarian groups for Tibet. So this is just a thought of encouragement for you to continue in this struggle. The struggle of the Tibetan people and to the Tibetan and the struggle of the Tibetan administration in exile. Now there is a fashionable word that we use sometimes even too much, that is resilience. Resilience is the ability to overcome a traumatic event. But sometimes we forgot that in some cases, like this case of the Tibetan cause, we have to use another word that is resistance, because resistance is the opposition to a predominant force. So in this case, the action of the Tibetan people during the years, the action of the Tibetan administration, and small and big action of the international community and even to the MPs in Italy, it's an act of resistance, and we have to use this word because we need more resistance again and again. Grazie davvero anche a Ugo Papi. E ora ecco Laura Hart che vuole portarci un saluto anche a nome, immagino, dell'Alleanza sulla Cina e del Committee sul Rule of Law. Grazie mille all'onorevole Nobili. My apologies to Sekyong Sangay. I will speak in Italian because I will use your words to launch a direct appeal to the members of parliament here, also on behalf of the Interparliamentary Alliance on China. Allora, grazie mille all'onorevole Nobili, grazie mille a tutti gli onorevoli presenti qua, all'intergruppo che è bellissimo, che sta crescendo nel modo in cui sta crescendo, quindi spero che ne potremo fare uso. Grazie come sempre a Claudio Cardelli, hai fatto anche un splendido lavoro di traduzione. Io vorrei lanciare un appello veloce proprio su quanto ci ha avvertito anche Lobsang Sangay. Ha parlato del rischio attraverso la One Belt, One Road Initiative, dell'esportazione di quanto sta accadendo in Cina, di quel regime atroce. Temo che siamo già oltre. L'avvertimento, purtroppo, decenni fa abbiamo ignorato, non voi, non noi, però in tanti, la maggior parte della gente ha ignorato la chiamata, le grida d'aiuto del popolo tibetano. Dopo si è sparso nello Xinjiang, abbiamo ignorato le grida d'aiuto degli uiguri, nella Mongolia interna, anche trattanti della maggioranza Han dei cinesi oppressi, chiunque la pensa diversamente, i hongkongesi, ora si teme anche per Taiwan, quindi è evidente che quel regime di terrore si è sparso dappertutto e purtroppo è arrivato anche da noi, perché il regime che grida alle interferenze straniere ogni volta che qualcuno lo richiami ai suoi doveri internazionali che hanno sottoscritto loro, nessuno li ha imposti di sottoscrivere i principi universali dei diritti umani, l'hanno fatto loro, urlano, gridano alle interferenze straniere. Ecco, di questi giorni, e credo molto importante per i deputati qua presenti, anche in termini di sostegno, di rendersi conto, quando poco più di 6 mesi fa Pechino ha imposto la legge nazionale sulla sicurezza su Hong Kong, abbiamo avvertito per il rischio che questa legge aveva una valenza universale, con applicazione extraterritoriale ovunque. Ecco, questa fine settimana abbiamo avuto la notizia che 4 cittadini danesi, tra cui 2 vostri colleghi membri parlamentari, sono stati avvertiti dai servizi danesi che è meglio non lasciare la Danimarca, che devono avvertire comunque i servizi qualora ne hanno l'intenzione, che non devono recarsi in paesi, anche paesi membri dell'Unione Europea, dove c'è un trattato di estradizione con la Cina. Quindi io credo che tutte queste questioni, quando parliamo del Tibet, Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, la Cina in quanto tale, dobbiamo cominciare a parlare anche di noi. Non abbiamo detto basta tanti decenni fa e ora ne vediamo le conseguenze, quindi l'ora di reagire e di dire l'interferenza la state facendo voi e non è legittimo interferire con le libertà
costituzionale, secondo trattati europei e principi universali, questo va detto ora e credo che le questioni vanno tenute insieme. AIPEC lavorerà su questo, ovviamente speriamo con tutti voi. Grazie mille. E sicuramente porteremo avanti una collaborazione proficua, anche perché, come dicevamo, sono vicende che si tengono e sono assolutamente collegate. E a questo punto credo ci avviamo alle conclusioni, forse un paio di interventi di alcuni dei giornalisti collegati. Mi segnalano innanzitutto Paolo Salom del Corriere della Sera, quindi a lui la parola. Dargli la parola, ne approfitto per ringraziare fra gli altri Tashi Sandop, che ci ha dato una grandissima mano, e Luca Di Egidio e Maddalena Messeri, che veramente anche insieme a Claudio Cardelli a titolo volontario hanno fatto un grande lavoro per rendere possibile questa giornata. Okay. Good afternoon to everybody. Thank you for this important event that is showing the world how the Italian Parliament is very close to international issues like the Tibetan one. But since I heard from many speeches about the need to do something concrete, something very real to help Tibet and the Tibetan people in exile to reach something useful for their cause. I will ask to the Honorable Mr. Nobili and maybe also Dr. Lobsang Sangay if it would be possible to organize an event not in Italy or in another country, because a single country alone in face of a power like China can do very little. But for instance, in front of the UN, the international arena where an issue like the Tibetan one can be debated and can be reached a unanimous consensus, an international consensus, the only way to face the strength of a country like China, well, wouldn't it be possible to have the Dalai Lama speak in front of the world, in front of everybody from the United Nations Assembly in New York? Non so se Mr. Sangai ha voglia di want to reply or we go ahead. Sì, ci sono altre domande, poi magari proviamo a rispondere. Yeah, we can go ahead and at the end, I'll have few words to say. Ok, perfect. Chi c'è ora? Marco Respinti. Sì, ci sono, posso? May I? Prego. So I can do it in English. So thank you so much, everyone. We are all Tibetans today, but we should be Tibetans all day of the year, I think. I do thank the Interparliamentary Group, which is hosting this important event, the Association Italia-Tibet, and of course, in particular, Dr. Lobsang Sangay for being here with us today. My question is double-folded and quite direct. Italy signed a shameful memorandum of agreement with China a few years ago. As Dr. Sangay just reminded us, it is like the Chinese road of old, not going to Lhasa this time, but to Rome. Can and will the Interparliamentary Group on China and Tibet lobby the new Italian government in order to repeal that shameful agreement, or at least downsize it? Secondly, and briefly, and I'm finished, in 2022, next year, China will host the Winter Olympic Games. There is a great movement in the world, around the world, to ask the Olympic
committee to move away the games from China if China doesn't respect human rights and religious liberty, not for minorities. I don't want to call them minorities, but for people that are not minorities, they are entire people like Tibetans, Uyghurs, and others. Will the Interparliamentary Group on China and Tibet officially raise their voices on this important topic of moving away the Olympics from China? Thank you so much. Ok, grazie. Mr. Sanghai. This is the final one. Yes, it is. This is the last one. Okay. I want to thank all the speakers, honorable members of the parliament, and also the other guest who spoke in support of Tibet. Clearly, Italy is sending a right message, a message of hope, and message of encouragement to 6 million Tibetans inside Tibet who are suffering, who are repressed, but they are resilient. And as one honorable member said, they are resistant. They are resisting the occupation and repression of the Tibetan people. They always look out and try to listen to what the world is saying about the plight of Tibetans in Tibet. I think you are sending a very strong signal that Italy is with the Tibetan people. So I want to thank all of you for being with us. And one honorable member said he has been with the Italian parliamentary group for 25 years. So that's a quarter of a century. And it's not that easy to start anything like the Italian Parliamentary Support Group, but to sustain it and to successfully organize events is a major achievement. So I want to applaud all of you and appreciate all your efforts, because Tibetan issue is the issue of non-violence, issue of justice. His Holiness Dalai Lama always says, your support for Tibet is not pro-Tibetans, but is pro-justice. So you are doing the right thing. And yes, we could hold many events, and as one speaker asked, whether His Holiness can address a global event, not just in Italy, but all over the world. He could, but we should also recognize that he has devolved his political authority on environmental and cultural matters of Tibet. He will obviously speak, and as a Tibetan, he will always speak for the Tibetan cause. And one person raised the issue of an agreement signed between Rome, the Vatican, and the Chinese government on recognition or the appointment of bishops in China. I'm sure Vatican has many good reasons to do so. I'm sure it will help, many underground churches to come on board or come out and have more freedom in practicing Catholicism. But the experience that we see, at least the news media that covers, essentially says that the denial of religious freedom, including the Catholics in China, is going downward, is not getting better. Having said that, particularly, I want to point out one issue: allowing or recognizing the Communist Party of China to appoint or endorse a bishop or a priest amounts to legitimizing the Chinese government's authority to appoint or endorse any spiritual leader. So that means the Chinese government or the Communist Party of China can say, now that Vatican or the Rome has given us authority
to appoint or endorse spiritual leaders. Thereby, we can, or the Chinese government can claim that they can appoint Tibetan spiritual leaders as well. They can appoint, Jewish spiritual, leaders or rabbis. They can appoint Hindu spiritual leaders. They can appoint Protestant spiritual leaders, so on and so forth. So the formal agreement, in a way, validates the Chinese government claim that even though they are a communist party, they don't believe in religion. In fact, they say religion is poisoned, but they have right to appoint a spiritual leader, which is an irony and a contradiction. So there, I think the agreement extends to influencing leaders of other spirituality, including Tibetan Buddhism. So in that context, and we have a reservation. So what and how the parliament or the people of Italy can convey this message to Rome is up to you. But that aspect of the issue is a bit problematic for us, because as far as we are concerned, we make it very clear to the Chinese government, spirituality is a matter of heart and mind of the Tibetan people. Reincarnation and religious leaders is a matter of spirituality, and it rests with the Tibetan people and the Buddhist community. Reincarnation of Dalai Lama is a matter to be decided by the Dalai Lama and the Ganden Podang office, So that's how it has been traditionally, and that's how it should be. For example, the idea of reincarnation was invented, and the whole copyright and patent is with the Tibetan people. So original reincarnation started in Tibet more than 1,000 years ago, and it continues to do so. So we should respect the custom and tradition of the Tibetan people and let Tibetan people choose their own spiritual leaders. No one should interfere. The Chinese government has no right to interfere at all. For example, as I said, all the Communist Party of China has done in Tibet is destroy 98% of monasteries and nunneries, destroy monks and nuns. Even today, right, Larungar, Yachingar are destroyed, demolished. Monks and nuns are destroyed. Surveillance cameras are everywhere in monasteries and nunneries. And recently, the Tibet Autonomous Region has come up with a regulation to make the movement and the practices of religion in Tibet more strict, more draconian. So with that kind of background and history the Communist Party of China has, they have zero credibility, legitimacy as far as religious matters is concerned. So China has no right to interfere in any religious matter, far less appointing or endorsing spiritual leaders, including the lamas. So that's what I want to say. And I remain committed to middle way approach. All we say is that we want to seek genuine autonomy for the Tibetan people, and dialogue should take place between the envoys of His Holiness Dalai Lama and representative Chinese government. Through dialogue, we should solve the issue of Tibet. Now, when the US government imposes high tariffs on Chinese products, when sanctions and other penalties were imposed on Chinese goods and Chinese businesses, the Chinese government, including the president and foreign ministers and finance minister, they go to Washington DC and say, this is not how things are done. But through dialogue, we must solve all the differences between Washington DC and Beijing. Precisely what Tibetans have been telling Beijing, through dialogue, we must solve the issue of Tibet. Now, the Chinese government truly believes in and subscribes to dialogue in resolving differences between Beijing and Washington DC, and Beijing and European Union or European countries. Dialogue is the way to solve the issue of Tibet. How come the Chinese government want to have dialogue with other countries, but they don't want to have dialogue with us? So you can't have both ways. So, this is
the reason why we appeal to the Chinese government, the middle way approach as envisioned by His Holiness Dalai Lama is the right path. And through this, we can have a win-win solution for the Chinese government and the Tibetan people. So I hope genuine autonomy practiced in various parts of Italy, including South Tyrol and Trentino and others, could be looked after and could be studied by the Chinese government, and believe that by granting autonomy to quote-unquote minorities, it will build their confidence and they will, win them over. That is the right way to go, rather than suspicion, rather than mistrust, rather than repression of the Tibetan people. So I hope with your support, we will keep marching forward, and one day soon, we all will return to Tibet, and all of you will be our guest in the capital city of Tibet, Lhasa. Till then, buongiorno. Thank you very much. Never give up, as Dalai Lama, His Holiness Dalai Lama learns to us. So nothing to add, only to say that a resolution in Italian Parliament is our priority, based on our constitutional values, in the direction of the third way approach, like he say, as a win-win solution for the Tibetan cause, and also to work with the other parliamentary groups in the Europe to put pressure together. And then, thank you all. Thank you, Mr. Sangai. All the best. And through you, all the best to His Holiness Dalai Lama. And after the words, the today's words, we'll move forward to make concrete steps for the Tibetan cause. Thank you all. Thank you. Thank you to all. Thank you, Lobsang Sangay. Una parola, solo una parola. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Gyaltsang Dechen, presidente della comunità tibetana in Italia. Voglio ringraziare prima due parole alla nostra Sikyong Lobsang Sangye in lingua tibetana. Non tengo tanto tempo, scusami. Sikyong Chola ani Taringanzu della. Questo non possiamo garantire la traduzione. Sì, credo. Sikyong Chola Taring della ni ngazu sane Italy ki ta trezo nangla dus cheni chongdu dus nyamshu nangwa della ani sane Italy Philippines da changme chap shu che Sikyong Chola ning thaba ni thuji che shu yi an thanda bod chale une yabu shu ji nang su une khora ngakje dang ne ge ta pet khora cheme gyo ji dang go ji chayudura di Sikyong Chola ni ngazu sane Italy Philippines da changme chap shu che ning thakpa ni kading che thuji che shuen ra poi adesso ringrazio per tutti i parlamentari e presidente Luciano Nobelli e tutti i parlamentari e noi parte della comunità tibetana e volevo regalare un pensierino piccolo. Grazie. Poi voglio ringraziare signora Antonella, dottoressa.
Grazie, grazie di cuore. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Poi ringrazio per la segretaria Luca che sempre ha aiutato e forza con la nostra consiglia Tashi Samtu. Grazie mille di parte della comunità tibetana. Grazie a voi. Grazie mille. Ugo la facista. Aspetta, questo scritto no. Grazie mille, nostra vecchio amico. Scherzo. Grazie. Grazie di cuore, parte della comunità tibetana in Italia. Grazie.